Pronti, partenza, via. La corsa elettorale del Partito Democratico per le europee inizia da qui a Vicenza, da Piazza dei Signori, dove il capolista Carlo Calenda indica l'obiettivo: prendere il posto della Lega nella luna di miele con i ceti produttivi e del lavoro. È la Lega di sovranista, di Bannon, di Orban, di Putin, quella che sta portando il paese a sbattere. Non è più la Lega, non c'entra niente. Ma voi immaginate una Lega che nazionalizza l'Italia? Non lo so, ditemelo voi. Una Lega che fa il reddito di cittadinanza? E i ceti produttivi e del lavoro chi li rappresenta? E lì dobbiamo ricominciare. La squadra del Partito Democratico ricomincia da qui e, come abbiamo notato, c'è Achille Variati, che prima aveva fatto un passo avanti, dando la sua disponibilità a correre per Bruxelles, poi uno indietro, ritirandosi per evitare di frammentare e disperdere la forza progressista veneta con troppe candidature di primo piano. Oggi però, in questo tango politico, rifà un passo avanti. Sì, oggi sciolgo la riserva e correrò. Sono cambiate le condizioni. Il Partito Nazionale ha fatto una cosa che il regionale non aveva fatto, ha fatto una scelta. Mi ha indicato nella testa di lista come il capolista, diciamo, del Veneto, nel Veneto. Nel Veneto, dove però la Lega è fortissima e il Partito Democratico, a caccia di voti, non può che affidarsi all'unica candidata con una visibilità nazionale, Alessandra Moretti, che, sorridente e serena, dà il benvenuto ad Achille Variati. Io sono una donna, lui è un uomo, fino a prova contraria, e quindi dobbiamo correre insieme perché c'è la doppia preferenza di genere e quindi evidentemente tutto questo aiuta. Fare squadra aiuta e Alessandra Moretti scende in campo con l'obiettivo di vincere. Beh, io sono sempre stata in campo, l'ho fatto chiedendo a tutti di dare il proprio contributo, mi piace lavorare in squadra, non faccio mai distinzioni, non pongo condizioni, l'importante è che ci sia una squadra forte, autorevole e competitiva. Possiamo, anziché 3 deputati europei, possiamo farne 4 se tutti corrono verso lo stesso obiettivo. Il Partito Democratico punta a piazzare 4 eurodeputati, oltre al capolista, il romano Carlo Calenda, e all'emiliana Elisabetta Gualmini può esserci spazio per 2 veneti e Alessandra Moretti vuole raggiungere questo obiettivo assolutamente. Io lo farò stando tra la gente, spiegando le ragioni e le motivazioni e il nostro programma, e poi evidentemente starò anche nelle TV locali e nazionali affinché il messaggio del Partito Democratico sia forte e chiaro.